Benvenuti in Infocamere, la società per l'innovazione tecnologica delle Camere di Commercio. Oggi, nella nostra sede di Padova, che è il cuore tecnologico dell'azienda, abbiamo l'onore di ospitare la 12ª edizione di Digital Meet Surfing the Future. Parleremo di intelligenza artificiale, dell'alfabetizzazione digitale e delle sfide per il futuro. Abbiamo con noi Gianni Potti, creatore e fondatore di Digital Meet, a cui cedo volentieri la parola. Grazie Isabella, grazie Infocamere che ci ospita anche quest'oggi e da qualche anno. Digital Meet sbarca sul Surfing the Future con una intervista che è molto interessante, poiché Daniela Gregnani fra qualche istante inizierà ad intervistare l'assessore regionale al digitale e all'agenda digitale Francesco Calzavara. Spesso ci lamentiamo della PA, i pubblici servizi. Sul Veneto io ho qualche giudizio più positivo, ma ascoltiamo cosa ci raccontano. Assessore, benvenuto. E allora oggi una serie di domande dedicate proprio al digitale che interessa la nostra regione, interessa il nostro futuro e fa parte anche della nostra vita personale. Il Veneto, insomma, ha cercato di darsi una strategia per affrontare tutte quelle che sono le sfide del digitale che passano dall'innovazione e da far crescere la cultura digitale a quella che è la sfida dell'applicazione di intelligenza artificiale in un prossimo futuro. Ecco che allora all'interno di Agenda Digitale 2025 si è cercato di creare le condizioni affinché ci sia una regione che ha la capacità di interpretare e cercare di capire anche le strategie del futuro, le traiettorie che ci porterà tutta l'innovazione che è inserita all'interno del mondo digitale, e dall'altra essere anche estremamente contemporanea e far sì che tutte le persone che ancora non sono in grado di utilizzare gli strumenti del digitale possano, attraverso gli Innovation Lab, attraverso le palestre digitali che poi sono diventati centri di facilitazione digitale, ci sia la possibilità di comprendere una tecnologia di base che possa permetterci in futuro di utilizzare sempre di più strumenti digitali per essere facilmente dialoganti con la pubblica amministrazione. Perché poi credo che per chi come me oggi rappresenta la pubblica amministrazione a livello regionale, la vera sfida è far sì che la platea di persone che siano in grado di utilizzare gli strumenti digitali si ampli sempre di più. Non possono essere soltanto quelli nati dopo il 2000, ma dobbiamo pensare a tutte quelle persone che dai baby boomer in giù, che oggi utilizzano tranquillamente uno smartphone o hanno in tasca uno smartphone, ma magari non hanno le conoscenze per utilizzare al meglio tutte le applicazioni e le piattaforme che si mettono a disposizione. L'altro aspetto è quello invece del rapporto con le pubbliche amministrazioni del Veneto. Noi abbiamo un Veneto con 560 comuni e quindi un Veneto che ha una frammentazione che rischia in alcuni casi di creare estrema difficoltà nel generare una rete complessiva di amministratori che siano in grado di utilizzare o di dire quali possono essere le necessità digitali. Il piano Proprio in questo nazionale... caso, assessore, proprio per questo motivo, le necessità digitali e le competenze digitali dovranno sposarsi con quelle che è l'intelligenza artificiale, quindi anche tutti i comuni che potrebbero essere in questo momento in difficoltà potrebbero contare su questo nuovo aspetto, che non significa per forza negativo e male che deve venire. No, ma assolutamente, credo che ci siano tutte le condizioni, se però, come sempre, si fa squadra, no? Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da questo punto di vista sta dando molti soldi ai singoli comuni, ma non si sta creando piattaforme ampie che creino le condizioni affinché anche il cittadino di Rocca Pietre, piuttosto che di Portoviro della Lessigna o di Annone Veneto, abbiano le stesse opportunità e capacità di relazionarsi con la pubblica amministrazione. Quella è la vera sfida. Ci dispiace che ormai è andata così, che i soldi del PNR non hanno visto le regioni essere coinvolte, però credo che dovremmo lavorare per cercare di arrivare a quell'obiettivo, far sì che le amministrazioni comunali abbiano una uniformità di comportamento nel mondo digitale.
Ecco, questo sicuramente diventa importante. Allora, ci sono gli analfabeti digitali che, sono davvero ancora una squadra nutrita, soprattutto in alcuni, parti anche della nostra regione, perché comunque, è un'onda lunga. È importante appunto, che come ha detto lei, che ci siano queste palestre, queste capacità anche di reinserire ad esempio le persone nel mondo del lavoro, dandogli quelle che vengono chiamate ora le skills, ma che in italiano sono le competenze. Anche voi siete andati in questa direzione? Sì, credo che lo spirito dell'innovation e oggi dei centri di facilitazione sia proprio questo, cioè creare una rete di assistenza e di vicinanza verso chi vuole comprendere e migliorare le proprie competenze digitali. E quindi questo è un percorso che deve inevitabilmente vedere una regione come la nostra affrontarlo, finanziarlo, insomma grazie anche ai fondi della Comunità Europea, è quello che stiamo cercando di fare. Poi eventi come Digital Meet, che da anni continua a ricordarci l'evoluzione di questo percorso, sono assolutamente importanti, perché è un tema che va costantemente attenzionato e deve trovare le risorse, ma anche, ripeto, la condivisione su area vasta. E non è un caso che abbiamo istituito la Consulta per l'innovazione digitale del Veneto, perché è un tavolo di concertazione. In Italia delle volte, quando si fa un tavolo per non far niente. Ecco, io spero che non sia così, ma che sia invece un tavolo dove realmente i grandi comuni, le province si confrontino e dicano a noi regione: guardate che abbiamo bisogno di questo, cercate di utilizzare le risorse che ha la regione per creare questo tipo di percorso, che ripeto è quello di far sì che ci siano sempre meno analfabeti digitali nella nostra regione. Ecco, questo quindi diventa uno degli obiettivi, e poi ovviamente, come abbiamo sentito prima, poter trovare anche lavoro alle persone che fuoriescono dal mondo del lavoro, perché l'intelligenza artificiale potrà semplificare ad esempio delle pratiche o delle, strumentazioni che ci sono in comune, quindi agevolare ad esempio alcune pratiche, ma toglierà alcuni lavori, questo lo si sa, soprattutto lavoro impiegatizio. Siamo pronti in Veneto? Ma noi stiamo iniziando a tentare di capire, perché mi pare che insomma c'è un'evoluzione talmente veloce nel mondo dell'intelligenza artificiale, che si rischia di prendere una strada e improvvisamente nel giro di un paio di mesi quella strada è stata ulteriormente superata e ci è data altre opportunità. Però stiamo iniziando proprio a fare questo percorso, cioè capire nei processi amministrativi ripetitivi quanto l'intelligenza artificiale può togliere quel lavoro che è ripetitivo, che può essere tranquillamente realizzato da una macchina, lasciando poi alla parte umana quella capacità di interpretazione e di scrittura e di soluzione anche di un problema, che fortunatamente rimane nell'ambito ancora dell'uomo, no? E non della macchina, che la macchina legge 100 delibere, te la riscrive uguale, ma se tu devi trovare una nuova soluzione, la soluzione non te la dà la macchina. Sarà sempre comunque, io spero almeno, sarà sempre comunque l'uomo a creare quel di più che farà la differenza. E quindi quel di più avremo molto più tempo da dedicare a quel di più, proprio perché gran parte del lavoro cartaceo, ripetitivo, visto che, considerato che, approvato che, lo scrive già la macchina, ma il dispositivo finale io sono convinto che lo scriverà sempre un ottimo dirigente della regione, del comune o comunque della pubblica amministrazione. Insomma, più tempo per i dirigenti, per coloro che andranno a scrivere le delibere, in questo caso che le riguarda, per pensare ad algoritmi ovviamente diversi. Allora, grazie all'assessore Calzavera per aver partecipato a Digital Meet, Grazie a serve voi. perché dobbiamo andare incontro al futuro, e grazie, buona giornata. Grazie a tutti, buon lavoro.